E la fiera, non vedevi l'ora che venisse la fiera per vedere tante bestie, perché allora a Marti, quando era marcato, non era qualcheduno. Ma la fiera che era piena Era di pieno. la fiera. Quanta vita che passa, eh? Sì, quanto, Papà. guarda me, potevo stare qua delle ore per la mia vita, di tutto quello che ho combinato. Ciao ragazzi, la fiera agricola di San Biagio qui a Bovolone sta per entrare nel vivo e si tratta di un contenitore merceologico di altissimo livello tecnologico perché realmente si possono ammirare gli ultimi ritrovati dell'evoluzione di questo settore. Ma per me è anche un contenitore di ricordi, soprattutto da parte di persone, una in particolare, che questo cambiamento sia nella fiera, nella sua evoluzione, che nella vita di campagna lo ha visto e soprattutto vissuto in un'epoca in cui non c'era tutta questa modernità in campagna, il lavoro era veramente duro, non c'era il benessere economico che c'è oggi e l'abbondanza era un concetto che appariva di tanto in tanto, 1 o 2 volte all'anno, ma non di più. Ma il pane comunque bisognava lo stesso portarlo a casa a costo di sacrifici che probabilmente oggi non so se saremo in grado di sopportare. Quindi oggi questo è un video che è un omaggio a questa memoria storica. Tra l'altro, la mia preferita. Papà, com'era la fiera, la prima fiera che hai visto, te la ricordi? Una bella memoria. Passa un po' di tempo. No, ricordo, sì, ho memoria, per cui mi ricordo tante belle robe. E allora si andava in fiera, era Butreto, 7-8 anni, 9, non so. E mi poteva andare anche perché era lì a Prato della Fiera. Vicino alla Allora, stazione? da via Boario Ah, alla ferrovia, che era a Prato della Fiera, con i platanetti piccoli, insomma, vero? E lì, alla fiera, che avevano tutte le bestie dentro lì, e le donne con i punzini, con le anarine, anche a mia mamma, e mica andare insieme perché mi poteva. Andare anche se era brava e culte che era freddo, ma che andare stesso. E era magari un po' di neve, un po' di ghiaccio, insomma, no. e che erano tanti animali. E erano tanti animali, specialmente al giorno della fiera, che veniva sempre demarcato, il martedì andava a marcare. E partiva da lì e dopo scendere lì verso le 7, fino alle 9, 9 e mezza, 10, la fiera durava mezz'ora. E dopo che era marcato tutta la piazza fino ai carabinieri. Ma quindi era un giorno solo? Un giorno solo. Allora come Era adesso? un giorno solo. Non come adesso. No. Sempre stato, a che anni là era sempre stato un giorno. E non vedevo l'ora che invece che il giorno lì per andare in fiera, perché dopo che era le bestie, che mi sarei innamorato delle bestie, questi toretti lì che saltavano, questi musci, questi cavalli, anche i mascetti, ma lì morava lì, no, e mi godeva anche, guardava lì. Però poi dopo c'erano anche i banchetti o no? E dopo, quando finivo lì, dovevo marcare. Dovevo marcare perché era il povero Cesare V, con la senso delle caramelle, 10 franchi, no, 100 franchi, una serie di franchi tedesche, 20-30 caramelle che era 10 a Quando si sapeva che arrivava la fiera, no? Sì. La fiera per me era come un divertimento, insomma. Mi poteva andare a vedere, curioso, e dopo marcare che era anche i Vampa che cantava, che aveva belle fiore, e cantava davanti al comune, lì si metteva lì a cantare. Cioè, era bello andare a vedere il mercato così, anche pensavo che era sempre caro, le Butretti. Mi pare capire che era anche una vitalità forse diversa. Sì, no? Tutta la mentalità, intanto i banchi non arrivano come adesso, che bei camioni, ora li attaccava via lì in qualche modo, giochi per terra perché c'era un po' di vento. Ed era, prima del mezz'ora non era mai caro, perché mi godeva, sai, tutti gli amici, insomma. Ed era bello visitare. E la fiera, non vedevi l'ora che venisse la fiera per vedere tante bestie, perché allora ai Marti, quando era marcato, non era qualcheduno. Ma la fiera che era piena la fiera lì, sì. Che dopo gli attira via tutto lì e mi dispiace dire la verità. Ascolta papà, siamo nella casa di Massagrande, no? Sì. Giancarlo Massagrande. Carlo Massagrande, sì. Che sta un cultore. Severino, suo papà. Severino, che io conosco bene. È una famiglia che ha sempre amato la storia di Bovolone. Quando ti guardi queste foto qua, cosa pensi tu? Penso proprio a quei tempi là,
che vedo qua quando si caricava per Spagna, quando si caricava le cuoie del frumento, una fatica da matti. E dopo anche armati che venne il vestito lì che aveva allevamenti di maiali con la scorfa con i maialini come quella là, e la buratina per selezionare il frumento da somma. Cioè, i torretti che vendeva, e caro invece, sento quante volte sono andato a tirare su il secce del panoggio e mi è caro, perché allora si staccava il panoggio con la cesta e si metteva nel carro, la mia le bottigliette mi metteva dentro al carro, là corrisponde, alte, a ciappare le sette e usarle. E mi beccai i bracci per tutto, per un fastidio. E dopo qua mi fuori la segatrice, vedo, cominciava a venire fuori i landini, il Ford. Ti passi tutte queste Tutte situazioni queste qua. cose qua. Vedo tante cose, questa è la Ben Portolana, vedo per esempio, che questa la faceva marcare, la vendeva roba di orto, e i piantini, no? E si metteva là col muso e il carretto e tutti dovevano comprare, era solo quella che faceva quelle robe lì. Ma ti ho fatto in tempo anche a vedere le risaie? Le risaie sì, allora le risaie, quando mi dopo sta più grande, quando finivo il terzo avviamento, sono andato a lavorare in Mulino, di Summenago, è uno dei grossi mulini in zona, magari a Miate, moderno, fatto nuovo, è tutta aspirazione, insomma, e mi piaceva. Ed eri lì, dal Menago alla Fossa Nuova, che era tutte risaie, fino in fondo al cimitero. Ogni anno, sempre, che tante volte si piantava i carri per portare fuori la stoccola e la mia sorella e i mulini che avevano un cavallo grosso e non mandava il papirese che attaccava davanti e era tutte risaie. E adesso a guardare queste foto qua, a pensare che adesso nei campi non si va neanche più quasi. No, adesso perché, no, adesso perché vedo, è tutto automatizzato. qua che le cue, lì i caragazzini, vedo, sai quante volte che sono là. Mi era Buteretto, ma sarà il più grande della famiglia, allora mi toccava lavorare e fare. Ma io farei anche volentieri, non è che... L'unica roba che mi fa fastidio quando che era andata a tagliare le cime delle polenta, no? Mi beccai i bracci dappertutto, se fuori tagliava, per dopo tagliava meglio le bestie, insomma. E tutte queste robe, e dopo cosa che era? Vedo là, guarda. Ma... queste sono mondine, avete da Sì, risale. vedo. Questa foto qua? No, quella invece è una foto, anche lì, un giorno vero dell'anno, è Giovedì Santo. È Giovedì Santo, allora mi farei il chierichetto e alle 9 della mattina, 8 e mezza, 9, insomma, era la messa solenne della chiusura, che veniva lì alle campane, veniva fatto che le cose lì sono la settimana santa. E dopo finiva la messa solenne, cantare, si andava fuori in paese, vero che era pieno di gente, e era tutte le beccherie, che ne erano 3, tutte allestite. Dentro che era tutto pronto la carne da vendere, una serie di agnelli, una serie di conigli, una serie di faraoni, di caponi, quelle robe lì, e fuori che era attaccare i quarti delle bestie e attaccare le porte, con dei fiori, con del verde, era un spettacolo. Tutte e 3 le E cose. questi erano lì. E questi qua, finivo la messa, no? Dopo lì, qua i Grigori che è un altro, e faceva la processione, no? Come una volta che era la processione, ma faceva la processione delle bestie ingrassate da loro nel sostale, dei tori, no? Tori buoni, insomma, no? La carne, bestie di carne belle grosse, proprio mi piaceva guardare, sarà sempre Dio fino alla fine del paese, era sempre. E ogni anno, e la gente in mezzo. Dopo che allora che era tante osterie, che era tanto il paese, era molto vivo. Molto vivo. Mi pare di capire che manca un po' sta cosa. Sì, no? manca moltissimo, manca. Cioè, la mia infanzia fino a 30 anni, 40 anche potrei dire, era più animale il paese, insomma, era più bar, più trattorie, dopo c'era tutta un'amicizia che abbia, perché quando sei più grande andava fuori fino a mezzanotte la una, insomma, tra carte o in bicicletta, insomma, quello che si poteva fare.
E quando era quella processione lì, erano tutti mezzi matti, da Reni al Rio. Certo che mi guardo queste foto e penso a tutta la fatica che anche a te ti ha fatto. Ho fatto 6.000, ho fatto tanta fatica, sì. Perché in gara purtroppo era solo mio zio e mia mamma e mio papà andava a fare boa alla minghiera là in bosco, partiva alle 3 la mattina e gara alle 7, dunque. Però tu lavoravi in mulino Mi lavorava in mulino, sì. e dopo te tornavi E dopo tornava e altrettanto. e quando era le cure del formento che l'avevamo venuto a Mederiga, fin mezzanotte a fare le cosette. E dopo quando era a portarlo a casa, fin mezzanotte caricarlo e portarlo a casa, a fare il cavaglione. Cioè, forse non si rendevo neanche conto No. gli altri, la mia generazione. No, se no uno non l'ha vissuta, fa fatica a capire questa Forse roba. è questa la fiera. Sì, la fiera è questa. Ah. Questa adesso cioè, giustamente sta, come si dice, L'evoluzione. l'evoluzione delle macchine sta un po' cassando perché mi non avrebbe più fatto l'agricoltura, no, per carità. Anche il Murin sta cambiando tante robe, per ora era Certo. quintali 101. Certo. Mi sono arrivato alla schiena per questo, Mm. perché ho cominciato a 15 anni a portare i quintali e mi pare anche adesso bravo, che sarà magro come un stecchetto, ma chi due ciotti, poveretti, mi facevano peccare e lo scaricava a me, sti camion. Però loro ti diceva Ara che Sì, quando... e ora loro mi dicono sempre d'accordo lei quando si vede, ma me ne accorgo da buona, ma prima da sapere. Perché la schiena purtroppo ha fatto che lavori lì. Secondo Però te, papà, era bello, era sai che per come me le racconti, queste fatiche qua, non dico che le me manca, ma è come se volesse vivere in cammino. Ma forse Sì. te me lo sconsigli. Spero. sì, ma però erano tempi molto più sociali, dico, no? Le famiglie si conoscevano tutti, allora sai, di manco anche, ma mi ricordo lì a creare dove studiavano altri, se uno che aveva la ferra là in fondo lo sapeva subito, cioè, Mm. e specialmente Santa Sea. Corona era quella che era amore per tutti, andava a dare una mano, andava a fare le punture, andava La nonna Pierina. c'è la Pierina in Marosto e così. E E mi adesso- ricordo, ho sempre in mente quando che mi stivo lì in Strenicare insieme, suo padre Armando, no? Strenicare insieme. E era andare a parare le vacche. Mi 6-7 anni, non so, mi impalzava negli slotti perché era tanta terra secca, perché era più grande di me. E le vacche andavano nulla voleva loro, e allora l'altro mi criava, dai, sono dritti, dai, forte. Oh, una volta che ho salito tutto, e sono andato via perché era stufo di sentire queste parole. Se non le vanno, dopo che sì. te che le frega sta in piedi. Quanta vita che passa, eh? Sì, quanto, Papà. guarda me, poter stare qua delle ore per parlare della mia vita, di tutto quello che ho combinato, quello che ho fatto. Tra mulinare, dopo camion, ho imparato dai camion, mulinare lì, c'è la patente e dopo mi sono stufato perché la schiena, e sono andato a fare il falegname, anche lì lavori pesanti, anche lì. E dopo l'ultimo ho fatto il camionista. Ascolta papà, guardando queste foto qua, no? Cosa ti venirebbe a dire magari anche, non solo a me, ma anche a Tonio che mi fioi? o a qui che vai Questo che io dico, che non sai capire adesso, mi c'è un po' la sprovvista, e dire che deve comportarsi bene e pensare che lavorare è un dovere e fa bene anche per la mentalità, cioè, e però, come si dice, essere prudenti nei lavori, no? Fare lavori come ho fatto me, così sbagliato a chi tempi là, bisognava farlo perché sennò era un altro che le faceva al posto, non ti in casa. Adesso invece mi paghi fare anche a poco. Cosa mi colpiva? Quando mi hai detto che la nonna l'andasea da qui che sta già male, sì, quella via, adesso siamo tutti sempre lì con i telefoni.
fermo. Adesso siamo tutti lì col Con i telefono. telefoni, sì. Adesso sì. Manca sta roba. E qua. anche a me adesso cominciare con questo telefono lì a Ti guardi i rubare. miei video? Dopo non mi sbaglio, sì, guarda il tuo video, ma anche se mi sbaglio, e mi va in tic, e allora ciao il tuo fratello, e che mi mette a me perché mi... E così, Va dai. bene, dai, papà. Però vedo, per certi aspetti, andrea mai, ma non era più bella la vita, cioè, fammi vedere, voi anche ritornare io, non so, un mese o due, questa vita là. Ma è impossibile, comunque sarà, tanto perché sarà sogno, ma era, non lo so, era più familiare, più intima, era di valori, rispetto, perché allora non si permette mia della riga cara che il maestro mi ha trovato, ho immaginato una stecca sulle mani come mi ha trovato, mi era sempre Anche male. perché sennò dopo... Anche perché ero fatto fatalità, era amico del mio paese, a carta insieme sabato sera. Era tutto quel che faceva che le diceva. E quando ti dai via la mano perché sarai oggi, no? E me ne sapeva dopo. E allora, adesso se fa che robe lì, butta in galera. Papà, che vetto in fiera stanno? Beh, penso di sì. Proprio più le bestie. Più le bestie, è vero? Pensa quante volte sono andato anche da Torino, no, come sì, c'è poi nel treno lì, partendo con gli ovi, in mano in fiera, quindi andiamo per vedere le bestie. Sì. Allora, gara, tante bestie, gara, le strade piene, dei tori, specialmente i tori, no, grossi, con questa cosa al naso, gara, tutti agitati, i stoloni, i cavalli, mi piaceva tanto. E anche dopo che era i bassi, era un vero una volta, la roba da quella, era quasi 5 quintali. Una roba pazzesca. E era collegato, sempre collegato perché era grosso. Ascolta che più gli animali andremo mai su un risottino però, dai. Andremo mai su un risottino almeno, dai. Le routine o le rasnite anche. Perché a me l'ho sempre avuto i conigli per conto mio, no? Che venne in una baracca del paese e dentro aveva le gabbie con i conigli. E dopo andavo in paese a trovare per Spagna. Dai da me anche per l'inverno per mettere via secca. Per grupparmi una camicia. Ma tornona, quando è a casa la sera entra da me, sappiamo, allora aveva una botta con io, 10 minuti. E via. Allora senza metterlo sotto acqua a freddo, quel che farei adesso. Così allora, com'era. Era bello pronto. E anche buono. Dai che ci vediamo in fiera allora, ok? Sì, Buon, va bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Va bene. Pensavo superato. Ecco, adesso a te mi pagherei anche, ho perso un'ora. Va bene, dai. Adesso regoliamo il cachet. Guarda che belle foto, guarda che roba.